Questa raccolta firme non implica nessun astio nei confronti di Fratelli d'Italia o di Forza Italia, non c'è da parte nostra alcun clima di conflittualità, semplicemente quello di portare la voce dei Veneti. Veneto e i Veneti, che è il nome di questa raccolta firme, significa proprio questo, che il Veneto appartiene ai Veneti e noi vogliamo ascoltare la loro voce. Torna in piazza e lo fa tra le bandiere con il Leone di San Marco, la Lega, pardon, Liga Veneta. Il Veneto ai Veneti, lo slogan scelto per 3 settimane di mobilitazione. La petizione è chiara, in primis si chiede lo sblocco del terzo mandato in sua assenza, che il candidato governatore sia della Lega. A fine mattinata le firme raccolte in tutto il Veneto sono circa 10.000, con Stefani che ha lanciato la campagna d'inverno da Noale. Saremmo in grado idealmente di fare 7-8 liste soltanto con gli amministratori che abbiamo, senza contare i consiglieri uscenti. Sinceramente pensiamo che questo debba essere assolutamente valorizzato nel tavolo del centrodestra. Ma questa raccolta di firme è una prova di forza alla fine o no? Ma guardi, nessuna prova di forza, perché noi oggi abbiamo avuto grande successo, ma in realtà ce lo aspettavamo, nel senso che la Lega è abituata anche a stare in mezzo alla gente, a stare nelle strade, nelle piazze del Veneto. E nella piazza di Treviso, allo stand di Varco Manzoni, c'è anche Mario Conte, reduce da una settimana di accerchiamento politico dopo le polemiche sulla sicurezza in città e le frasi di Nordio. Proprio Conte, dato tra i papabili successori di Zaia e possibile animatore di una lista di soli amministratori, per lo più sindaci. Certamente il patrimonio di amministratori della Lega ci porta a pensare anche a una lista di amministratori, poi ripeto, chi saranno gli interpreti, i rappresentanti, lo vedremo con grande serenità. Oggi siamo concentrati a lavorare quotidianamente per il bene delle nostre comunità. Amministratori anche civici, non solo della Lega. Sì, amministratori che condividono degli ideali e soprattutto che condividono che il modello Zaia sia un modello virtuoso e che deve avere continuità. E c'è già chi, davanti allo stand della Lega, fa il tifo apertamente per Conte alla guida della regione. Sì, lo vorrei. Per me lavora bene, a prescindere da destra a sinistra non mi importa. Per lei? Per me va benissimo. Beh, sì, è eccezionale e va bene come presidente della regione.